Da ora lanciamo un'assemblea pubblica di difesa dell'esperienza del Centro Sociale Django, al quale invitiamo tutti i cittadini e sfidiamo il sindaco Mario Conte a vietarcela. Un'assemblea pubblica all'interno dell'ex caserma Piave, martedì sera alle 20:30. Lo scontro tra attivisti del centro sociale Django e giunta di centrodestra è ormai aperto. E ancora resta da vedere cosa accadrà stasera con il concerto programmato da Django e la diffida fatta partire dal sindaco Conte, che minaccia, in caso l'evento si svolga, di chiudere il complesso. Un po' da tutti quanti ci arrivava la domanda: allora fate o non fate sto benedetto concerto questa sera? Ecco, noi a questa domanda non vogliamo rispondere perché è mal posta, nel senso che il Centro Sociale Django non è uno spazio che fa concerti, non è un locale. Il Centro Sociale Django è il dormitorio Caminantes, il Centro Sociale Django è tante cose, è un progetto sportivo e quindi noi non ci stiamo, crediamo sia svilente rispetto al nostro far politica ridurre il tutto quanto su concerto sì, concerto no. Quindi noi alla domanda fate o non fate il concerto vi invitiamo a passare questa sera. Sicuramente gli spazi saranno accessibili, ok? E questa è la risposta che noi vogliamo dare alla giunta di Treviso. Quanto alle sanzioni, da decine di migliaia di euro già recapitate al Django, si stanno preparando i ricorsi. Alle multe ricorriamo, adesso stiamo capendo in questi giorni quali sono anche i termini legali per farlo, perché ovviamente in qualunque modo cercheremo di non pagarle. Queste multe, come abbiamo detto, vanno a sottrarre fondi a quelli che sono progetti sociali importantissimi. A noi ci contesti il fatto che ci sono dei bicchieri di vino o che il cartello del vietato fumare è scritto a penna, perché una delle sanzioni 3.000 euro è perché il cartello vietato fumare è scritto a penna. E invece quando c'era l'amianto, quando c'era la situazione precedente di degrado, questa cosa non suscitava assolutamente nessuno scandalo.